Il TG del quotidiano La Nazione Siciliana, notizie della Sicilia in 3 minuti. Giudice parziale sui migranti? Sulla sentenza di Catania che ha liberato dal centro di trasferimento 4 migranti in contrasto con un decreto del governo si è aperta una pesante polemica, crediamo non infondata. La giudice nella sentenza sostiene infatti che il trasferimento deve avvenire solo nel posto d'ingresso dei migranti, ossia quasi tutti a Lampedusa, e poi che chi viene soccorso in mare può entrare liberamente nel paese che lo ha soccorso, davvero tesi estreme. Quella stessa giudice tempo fa ha condiviso una petizione per sfiduciare l'allora ministro degli interni Salvini e ha più volte espresso pubblicamente posizioni contro la destra e pro-migrazioni. Si offenderà se sospettiamo che non sia imparziale. La Cassazione a sezioni unite ha statuito che si impone al giudice il dovere non soltanto di essere imparziale, ma anche di apparire tale e di essere al di sopra di ogni sospetto di parzialità. Non ci sembra che sia così nel caso in questione. Schifani, l'autonomia indifferenziata non mi preoccupa. Il presidente Schifani ieri a una tavola rotonda a Torino ha ancora una volta preso posizione favorevole sul progetto Calderoli di autonomia differenziata e ha poi posto tanti paletti da apparire contrario. Ha dichiarato infatti che premessa indispensabile è definire i livelli essenziali di prestazione per ogni regione e che tutto va vincolato all'attuazione del principio costituzionale di insularità, condizioni che certo non potranno essere rispettate. Bloccato un profilo social di Cuffaro. Facebook ha bloccato il profilo personale del leader della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro, il quale, dopo aver invitato i suoi amici a continuare a seguirlo sulla pagina ufficiale, ha fatto sapere che i suoi legali stanno cercando di comprendere le motivazioni di un blocco che non rispetta il suo diritto alla privacy. La motivazione purtroppo è però chiara: decide un algoritmo che non sempre capisce ciò che l'utente scrive. La CGIL siciliana è un partito o un sindacato? Il segretario generale della CGIL siciliana ha dichiarato testualmente che la Sicilia ha bisogno di un presidente della regione e invece si trova ad avere un capo di partito che ha in agenda solo la spartizione del potere, un militante di una coalizione politica che sta danneggiando la Sicilia e il Mezzogiorno. Si tratta di una dichiarazione da capo di un partito dell'opposizione e non certo da capo di un sindacato che deve trattare con quel governo a nome dei lavoratori. Non ci stupiremmo se presto lo trovassimo candidato in qualche lista della sinistra. Sofferenze bancarie, la Sicilia seconda dopo la Calabria. In Italia, secondo l'Associazione Bancaria Italiana, il rapporto delle sofferenze bancarie, ossia i clienti non in grado di saldare i debiti, sul totale degli impieghi è dell'1,2%, scende allo 0,9% al nord e all'1% al centro. Sale invece al 2,2% nelle regioni del Mezzogiorno, la Sicilia è al 2,3%, seconda solo alla Calabria, un altro esempio di fragilità dell'economia dell'isola. Accordo tra Regione e Gruppo TIM per il 118. La Regione e la TIM hanno sottoscritto un contratto per il potenziamento tecnologico del 118 siciliano, ossia del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica. La firma arriva in seguito a una gara ad evidenza pubblica per un costo di circa 30 milioni di euro. La TIM fornirà per 9 anni tutte le componenti infrastrutturali, tecnologiche ed informatiche del nuovo sistema operativo dell'emergenza urgenza 118 in Sicilia, garantendo soccorsi più rapidi ed efficaci e il coordinamento delle 4 centrali operative. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana approfondisci su www.lanazionesiciliana.eu.